Un corso promosso dal Comune di Realmonte, realizzato in collaborazione con l'Istituto Scolastico La Croce Rossa di Agrigento, 3 giornate informative sotto la guida della dottoressa Simona Fiorino, che ha illustrato ai bambini, tramite una lezione frontale teorica di stazione addestramento pratico a piccoli gruppi su manichini, dalle principali manovre salvavita. Al termine è stato rilasciato un apposito attestato di formazione. Presente alla lezione anche il sindaco del comune di Realmonte Sabrina Lattuca, l'assessore alla salute Rosalia Anastasi. Durante la mattinata un minuto di accoglimento è stato fatto per le vittime del conflitto in Ucraina e in seguito il sindaco Lattuca, anche in occasione della coincidenza con la festa delle donne 8 marzo, è stato consegnato un mazzetto di mimose alla dirigente scolastica Fazia, alle docenti, agli alunni presenti, insomma un gesto simbolico verso le donne ucraine in segno di speranza e di solidarietà. Siamo molto soddisfatti dell'attività che si sta svolgendo stamattina presso l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Si continua a fare squadra. Innanzitutto stamattina i ragazzi hanno osservato un minuto di silenzio in segno di solidarietà per il popolo ucraino. Oggi è anche un giorno particolare, la festa delle donne. L'amministrazione comunale ha voluto donare un pensiero, una mimosa a ciascuna docente, alla dirigente scolastica, alle ragazze dell'intero istituto comprensivo e soprattutto questa mimosa dal punto di vista virtuale e anche per questo il minuto di silenzio deve andare alla popolazione ucraina che è trafitta in questo momento dal conflitto armato. Il Comune, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con l'Istituto Comprensivo Garibaldi, ha promosso un corso, la disostruzione delle vie aeree. Questo corso tende a spiegare ai ragazzi quali sono le tecniche per agire tempestivamente e chiamare soccorsi. Si inserisce questa attività in una serie di attività che vengono programmate ogni anno con la parrocchia, con la scuola, insomma con le istituzioni presenti sul territorio di Realmonte, la Caritas parrocchiale e diocesana. Oggi è una giornata estremamente importante perché i ragazzi partecipano ad un corso di formazione sulle disostruzioni delle vie aeree assieme a un'esperta che spiegherà loro cosa fare in caso di necessità. Il corso è stato fortemente voluto anche dall'amministrazione comunale in collaborazione con la scuola. Questo perché scuola e comune, quindi amministrazione e enti locali, tengono moltissimo alla formazione e alla costruzione di competenze da utilizzare soprattutto nel sociale dei nostri alunni. Molto importante per conoscere le manovre salvavita. Per questo l'amministrazione comunale ha voluto promuovere questa giornata di lezione con tutti i ragazzi della scuola media. Alla fine di questa giornata i ragazzi riceveranno un attestato di partecipazione.